Sì, allora il gruppo si prepari, quarto d'ora canonico è passato. E benvenuti alla 33esima edizione di Serata d'Onore! Avete sfidato il calcio, siamo tutti delusi perché ha perso, forse qualcuno manca per quello. Comunque, viva l'Italia sempre e comunque. Salutiamo il parroco, il nostro parroco Don Massimo Barison, il nostro delegato del sindaco Fabrizio Romani. Salutiamo il nostro sindaco Massimo Borbuiani, che dovrebbe arrivare fra poco perché è impegnato con la festa dei Santi Pietro e Paolo. Salutiamo lo Stato, rappresentato dal senatore Bartolomeo Amidei. Salutiamo i sindaci di Gavello Diego Girotto, il vice sindaco di Giacciano con Baruchella Andrea Partesani, ed ancora, aspettate un po' perché ho tanta roba scritta, qualcuno viene, qualcuno poi, e non ha potuto venire il sindaco nuovo di Crespino Angelo Malaspina, ma mi ha telefonato. Per Stienta l'assessore Marina Garatto, per Porto Tolle l'assessore Tania Bertaggia, per Corbola il consigliere Lara Piva, il presidente di Bancadria dottor Mauro Giuriolo.
la banda di Portoviro con noi gemellata insieme all'ex sindaco Doriano Mancin, Franco Eberto, Dorina Burattin e Toni Marcato dell'Associazione Proloco Vita d'altri tempi di Corezzola con noi gemellata, il professor Enzo Salmaso, già assessore alla cultura del comune di Cavarzere, insieme al professor Fabrizio Zulian. Non c'è Riccardo Rigotto, fino all'ultimo doveva venire, ex sindaco di Villanova, ma nostro grande amico. Salutiamo Elena Passadore della Fondazione Bocchi, Giuliano e Graziella Rizzato della Polesani nel Mondo di Beinasco, Lucia e Renzo Lovato del Club Rodigino di Bolzano, la FIDAS, noi siamo testimonial con Riccardo Camisotti e Rene Giovannini. Abbiamo l'onore di avere uno scienziato di fama mondiale, neurologo del Niguarda di Milano, il professor Elio Gostoni. Abbiamo il dottor Francesco Chiavilli, già primario di immunotrasfusionale di Rovigo, la professoressa Laura Cassetta, presidente dell'AIL. Noi con l'AIL abbiamo un rapporto da anni, non questa sera, però in più occasioni. È stata proprio in questi giorni dal presidente Mattarella, l'abbiamo vista e quindi complimenti. Ci sono vari medici che poi diremo più avanti durante la consegna delle beneficenze. Salutiamo il gruppo sportivo di Bottrighe, in particolare il dottor Boni, Nerino Albieri, l'Auser di Adria, la Proloco di Stienta, il Coro Plinius di Bottrighe. Salutiamo gli amici di Santa Apollinare e le signore della cucina, quando veniamo da voi è sempre una grande festa. Salutiamo il marito di Nadia Ferrarese, già sindaco di Ceregnano, con noi molto legata. Salutiamo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ci ha mandato una bellissima lettera che per motivi di tempo, sapete che ci sono tante cose da dire e dico sempre a tutti, dovete, quando intervenite, 1 minuto in 20 secondi, quindi sappiatevi regolare per dopo. Salutiamo il vice sindaco di Ceregnano, Elisa, e ci siamo conosciuti da poco in quel di Canale. Salutiamo anche il tuo sindaco Egisto Marchetti, che non ha potuto essere qui con noi. Spero di non aver saltato nessuno, perché la Teresina comincia a farsi sentire. Infatti ho saltato Loreo, che il presidente sindaco e presidente del parco Moreno Gasparini è qui rappresentato dall'assessore, aspetta un po', eccolo qua che lo perdo subito, Letizia Tosin, e la sorella proprio del sindaco. Grazie di essere qui. È ora di iniziare e quindi vi auguro un buon divertimento, che possiate trascorrere una serata come sempre diversa dal solito. Ringraziamo la scuola materna, l'Aribo, che con noi collabora in diverse iniziative, Gibo, la FIDAS, la Fioreria del Giardino, Banca Adria Colli Euganei, la Stampa, Radio e TV Sorriso, Telechiara, Leandro Maggi per Made in Polesine e Radio Diva. Ed ora iniziamo veramente. Dal Parco Regionale Veneto del Delta del Po, il gruppo folcloristico Bontemponi e Simpatica Compagnia di Bottrighe presenta lo spettacolo Ciacole, Cante, Bali e Filò. Buon divertimento! So chi senta davanti al foglaro, a penso a chi tempi andà, stracarghi di lavoro e in giro tanta povertà. Dalla mattina alla sera, inverno e sta, che ore della giornata le bastava mai. Quel cacciapavi gli era sempre poco per dargli da mangiare a quelle tante bocche da sfamare. D'inverno, in stalla, intanto che le bestie le ne scaldava quel fiato, giocavano in mezzo tra uomini e donne, chi lavorava intanto chi se la contava. Po' di sta, sull'ara, qualcun suonava e ballava. Divino l'ora che fosse un fiat gansega per passarla via. Gli era lì che si scomissiava a far ghiocci dolci a qualche ragazzina. Che bei tempi, che andà. I Bontemponi!
benvenuti a Bottrighe! Adesso Don Massimo è un problema perché il marito va a cattiare l'asilo e te devi contare solo barzellette religiose, è vero Don Massimo? E allora mi aveva contato una storia che non è neanche una barzelletta Don Massimo, lui la conoscesto Don Antonio da Panarella, è vero? E Valti io conoscesto Don Antonio da Panarella? E beh, ma adesso ve conto mica sta combina. E allora un giorno arriva uno e dice, Don Antonio, dice, a volia che mi battesesse il gatto. Cosa? Dice. Guarda che se battesa mia il gatto, se battesa di cristiano. Ma dai, per piacere mia, che voglio tanto bene a sta bestiola, guarda. Ma no, ne posso. Ma che dago 10 milioni? Ma no, ne posso, che dago 15. E dice, guarda, il quercio della chiesa da mettere a posto. Dice, però vieni alle 5 della mattina, che lo battesio, che si impalla più. E allora sa, è che battesa sto gatto, insomma, Don Antonio staseva male. E dice, senti, va dal vescovo, e che dice, eccellenza, dice, ho fatto una roba che ne dovevo, sotto combinare. E viene uno, e mi ha detto, mi battesalo il gatto. Cosa? Dice, ma che tu battesai il gatto? Mi ha godito che ne posso. E lui la insistì, e sa, con i lavori cosa da fare? Sono da bancadria, ma da qualcosa, ma non mi ne abbastanza. E allora il mi ha offerto 15 milioni e ti è stato fatto. E io tirai e dice, t'ha fatto bene, dai, t'ha fatto bene. Quando crea opere buone ti fa sempre bene. Anzi, ricordate di dirghe che quando che è ora da cresemarlo, che venga a parlare con me. E tacchemo subito a far festa su Lara, perché una volta su Lara si faceva ganzega, spazio le poco e mo dito cerchiamo di fare manco ballo possibile, ma qualcosa lo femo anche stasera. La Ricciolina!
Ma siamo ancora stufi di ricevere telefonate tutti i giorni, e qui la corrente, e qui l'acqua, e qui del gas, e qui, insomma, chiama tutti per vendere, per voler Sky. Ti te fa manco rispondere, ti chiama con un altro numero, ti te il blocchi, ti arriva un altro numero. Dopo dice, senatore, bisogna che fai una legge buona chi ha, ma è possibile che ne corre drio tutti i giorni sti qua? E dopo che anche il folletto che arriva a casa, a questa qua, a Cavanella, in campagna, e si presenta e dice, sì, lei aveva 85 anni, i figli erano in campagna di lavorare. Signora, a sono rappresentante della folletto, sa dirlo, la dice. E dico, che faccia una dimostrazione un po', sia su quello che fa le robe sulle pulizie. Va bene, allora va in stalla, e c'ha le secce, l'imprese de boasse, savio cosa è boasse? Ecco. Le saria escrementi di mucca, no? O di toro, dopo una volta che si dall'alto polese ne stienta la munaghi, la pinza la munara o altre roba, meglio di questa roba qui. Insomma, il va con ste secce, e le molla so in salotto, tutto pieno in salotto, e sta anziana lì, sta vicina, l'attacca a guardare, signora, la guarda, sento un quarto d'ora che fa sommina tutta la pulizia, quello che resta, a me il magno mi, e salo, e che da avere tanta fame, perché chi in campagna siamo senza corrente? Che tempi! Vito, quando catecati un pubblico così, te andresti più a casa? Altri dite, ma i Bontemponi stasera presenta il nuovo CD e mia neanche ha tempo da parlarne di questo nuovo CD. Più che vi dica qualche canzone che faremo stasera, vi dico guardate che questa è la gente nuovo CD, come quella che io ho visto che il cartello è il nostro nuovo CD. A proposito, a parte i scherzi, quando andasi fuori, se vi fa piacere tore il CD, un contributo di 10 euro, una parte la mettiamo già in beneficenza per la prossima serata d'onore, quindi fai quello che avete sentito. Bon. Adesso vi ho detto tutto, cantiamo ancora, perché Sergio è mai contento, mina una canzone alla volta, è attaccato insieme, proprio le fa parte del nostro nuovo CD. E allora la Marianna è come porti i capelli, bella bionda. Come porti i capelli, bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda, tu li porti come l'onda, come porti i capelli, bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mar. In mezzo al mar ci sta i cami che fumano,
guarda stasera, queste d'occhi, le mie verse le porte come in corriera con Carregno su. Seccato sto amico, ma è successo l'altro giorno, ma sorno, e dice come indegna, dice, ho dovuto seppellire mia suocera, ma sati tutto sgranfiente il muso, sazzisicla voleva mina. L'altro là come indegna, dice, stavolta candegna, dice, abbiamo pochi scai, ho detto a mia moglie, ascolta, abbiamo molto di bollette da pagare, va sull'arse, dice, prova, la va, la viene su, la dice, e allora com'è l'andà? 351 euro, però dice, ma chi è che ti dà €1? Tutti la dice. Sì. Altri qua siamo una bella squadrina stasera, ma savio che siamo in diretta televisiva su YouTube, sul nostro canale, quindi salutiamo da Helsinki la professoressa Alessandra Protti, moglie del nostro illustre professore, e dopo salutiamo gli amici di Grugliasco, salutiamo anche gli amici di Bolzano, insomma, quanta gente, tutti da distante, da Corbla e da Belombra, nessuno, com'è la mai? Adesso, questa qui, bisognava maridarla, è brutta come il colera. La aveva l'occhio storblo, sota, di tutti i colori, Sergio? Come si fa a maridarla sta qua? La cana gamba fatta di legno e quell'altra di legnone fatta sotto un piede la cana patata, ogni passo un inchino la fa. Come si fa quando la vedo mi resto incantato? Come si fa quando la vedo mi resto incantato? Laga un occhio che guarda le
E salutiamo Angela Zambelli, avvocato, dottoressa, già sindaco di Crespino, grande fan dei Buontemponi, e naturalmente Sofia. Ciao bellissima. Guarda che voglio un sorriso perché poi il CD per te, te l'ho promesso. Fammi un sorriso, vediamo. La Gassono, com'è? È pronta a venire? Dopo venite a cantare con noi la famosa canzone. Sofia, sì. Altrimenti c'è anche il vice sindaco. Salutiamo perché ho i fari negli occhi. Simoni, Federico, ciao. Hai se te fossi anche bello, te avrei anche fatto un sorriso, ma... La ragione. Una volta sa Sofia, quando andiamo in giro coi tempi, sa? Una volta, ma adesso abbia ragione. Adesso vi facciamo un'altra canzone del nostro nuovo CD. Questa quale è proprio una roba made in Buontemponi, perché è il testo che parla di sto vecchio sentato davanti al cammin, che sta lì a pensare tutte le robe di canto che gli era giovane, sull'ara, i primi basi con le morosine, e allora i ricordi va, e savi che purtroppo la vita è un lampo, un giro di valzer, diceva mio nonno, e insomma su sto argomento, che è il titolo del nostro nuovo CD, Lorella Guarnieri, ormai tu potessi Loretta, Dio sa, ha scritto il testo e Sergio Salmi ha scritto la musica. E visto che parliamo del CD, dovevamo ringraziare, perché l'abbiamo fatto con le edizioni musicali, Trevisan di Bottrighe, e quindi salutiamo il maestro Giuliano Trevisan che stasera è a suonare, perché è un grandissimo ormai collaboratore nostro, ne insegna a cantare, è nel sistema spartiti dei canzoni vecchie che moccata in giro e che non esiste più, e insomma le distanti e mananti lo salutiamo. Grazie Giuliano Trevisan. E allora, a me ricordo. E Dio sparire proprio tutto. Quanto bello che era andare al cinema, ormai Dio sarà il cinema dappertutto, non sa più cosa proporne, 7-8 mila film, ma il cinema purtroppo con la sua atmosfera è di andare via. E una volta si andava tutti al cinema, questo che dice il suo amico, dai che andiamo al cinema, ma magna fasoia, dice con un brontlamento di panza, ma guarda che è un film di guerra. Va bene, allora proviamo ad andare, esa i va dentro, ciò dice,
ma quando è che tacca a sciottare? Assomiglia, perché chi è il dice? A le budelli che un po' il più, il dice. A me se muoia tutte le sengi, il dice che porta pazienza, finisce il primo tempo. E allora il dice, ma dai, adesso finisce il primo tempo, te vedrà. E allora parte il secondo tempo, i tacca a scioppare. Vedrio uno e fa, Moro, sai bombardargli davanti un lodamaro? L'altro là, presidente bancario, e va al cinema. E davanti è seccata una donna con un caplone in testa, sica, e allora il tacca a fare. A un certo punto, signora, la guarda, che mi è so il cino per divertirmi, o le scava il capello o le scava le mutande. Oh, adesso torniamo in campagna con la bella la va in campagna. Adelia, come l'andà con Mosaico a Venezia, ben? Tutti stracchi perché me ne vedo in casa non poteva più, io dormì 45 ore da quando in casa ieri. Pensa che andò un turista a Venezia, va in farmacia, che ha bisogno di un'aspirina, e dice, un'aspirina, viene fuori il dottore con un'aspirina xica grande. Scusa, dice, ma com'è la xica grande? Perché noi non bademo, che robe lì, la costa compagna.
E dice, Gallo, ho bisogno di qualcos'altro? E dice, voleva del colirio, tira fuori un bottiglione da 5 litri. Ma scusa, dice, ma basta una piccola, dice, no, dice, sta a preoccuparsi, che aveva bisogno di qualcos'altro? Aveva bisogno del supposto, dice, ma vado a Padova, torno. Adesso avevamo una canzone, anche questa del nuovo CD, e dopo finisce la nostra prima parte, dopo è la cerimonia, poi cantiamo ancora, poi avremo degli ospiti a sorpresa che dopo vedremo. E è una canzone dedicata a tutti gli amici, e quindi Valtri qua, ai nostri amici, chi di più, chi di manco, chi che lo diventerà di più. E è bello questo, perché in la nostra storia dei Buontemponi si crea tanti rapporti di amicizia, bei veramente, con tanta gente. E siamo contenti di questo, perché le robe belle della vita, le vere robe belle della vita. Non è facile, e noi siamo contenti di questo, e vi dedichiamo questa canzone del nostro ultimo CD, Amici miei. Quando ti prende la malinconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia. Quante domande senza un perché. Ma l'amicizia, sai, è una ricchezza, è un tesoro che non finirà. Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi, la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a dar una mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Quando ritorna la malinconia, questa canzone canta insieme a noi. La tua tristezza poi se ne andrà via e scoprirai in noi gli amici tuoi. A volte basta solo una parola, detta ad un amico che è un po' giù. Fare un sorriso che in alto vola, torna la vita, di nuovo si va su. Amici miei, sempre pronti a dar una mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Questi sono gli amici miei. Amici miei. Allora sapete che il nostro anno
termina oggi e domani riprende, perché serata d'onore per noi è la conclusione non solo di canto, ballo in giro per l'Italia e dove è possibile anche all'estero, ma è anche il momento clou dove doniamo ciò che abbiamo raccolto in diverse iniziative. Innanzitutto il ringraziamento a tutti i nostri componenti: Sergio Salmi alla chitarra, Remigio Zambotti alla fisarmonica, non c'è Mariangela Borella alla fisarmonica perché abita a Milano, hanno avuto alcuni problemi di salute, ci auguriamo che possano stare bene presto. Giuliano Trevisan delle edizioni musicali per il comparto artistico musicale e il nuovo CD, la direttrice Mirella Rossi, i tecnici Nicola Donà e Andrea Leccioli, Luca Giacomello, la nostra mascotte, Giancarlo e Luciana Fornaro, mi hanno detto che ci sono ma non so dove siano, sì. Le nostre hostess di questa sera, Elena Passadore che ci aiuta con i Babbi Natale, ci aiuta con la Befana, e Daniela Borgatto di Villa Dosi, anche lei buontempone in orario. Renzo Buzzon del Coro Soldanella, che è il fratello della nostra Loretta, che quest'anno è venuto anche lui a fare il Babbo Natale. Ma ha fatto il Babbo Natale anche il nostro delegato del sindaco Fabrizio Romani, che mi sta facendo già in fondo. Fabrizio, contiamo di averti tra le fila dei nostri coristi presto, magari con Mirella, tua moglie, insomma chi vuole unirsi c'è posto anche per voi. E poi dobbiamo ringraziare l'associazione Aribo, di cui fa parte Fabrizio, fa parte Michele, Barbara, i nostri amici con i quali abbiamo fatto quella bellissima festa della Befana, la Befana salvata dai pompieri in piazza, che è uscita, si vede neanche che era un vigile del fuoco, Le è venuto talmente ben che tutti che credeva 80.000 visualizzazioni che sta in internet, perché dici che attacca fuoco il comune a Butrighe, chi disgraziai, noi tutti i colori. Ringraziamo la signora Nevia Crivellati, che mi pare di aver visto là in fondo, che ha cucito quest'anno la tela del nostro nuovo palco e poi è sempre disponibile. Salutiamo l'associazione Vita d'Altri Tempi di Corezzola e li ringraziamo perché con i loro antichi bestiari, quando Bottrighe chiama, Buontemponi chiamano, sono sempre presenti, e quindi non so se Dorina, eccoli qua, grazie, perché siete sempre persone meravigliose. E poi sapete, quando andiamo a fare Babbo Natale ci sono delle famiglie stupende che ci aspettano e ci fanno cioccolata calda, vin brûlée, biscotti, e quindi ringraziamo la meravigliosa famiglia di Angelina Marinelli e Claudio Grego, che non so se sono, eccoli là in fondo. Quest'anno si sono aggiunti altri che ci aspettavano con il tè caldo, biscotti, Alessio e Erika Leccioli, che li ho visti prima, eccoli là. Ringraziamo Fabio, Sara e Mattia Marangoni, anche a loro ci aspettavano con i biscotti. Tra l'altro Mattia sta facendo le prove con noi insieme alla mamma Sara, e quindi presto saranno sul palco con noi. E ringraziamo i fotografi di questa serata, come sempre a Bottrighe non mancano mai, Doriano e Rossana Bolzoni. Ringraziamo i nostri cameraman Luigi Zanini e Luca Finotto. Ringraziamo le forze dell'ordine, perché tanti amici delle forze dell'ordine, quando abbiamo bisogno, quando i buontemponi chiamano, loro vengono sempre e si fanno vedere, sono presenti, quindi grazie anche a loro. E adesso è arrivato il momento di presentarvi la madrina dell'edizione 2024 di Serata d'Onore. Sapete che abbiamo scelto da anni una donna nelle istituzioni che deve essere polesana. Sono passati sindaci, sono passati la presidente, allora è stata la prima Tiziana Virgili della provincia, ma poi Isi Coppola, e poi assessori provinciali, ci sono stati tanti sindaci, donna ovviamente. Questa sera abbiamo scelto il comune di Stienta e la nostra madrina è Marina Garato. Prego. Cara madrina, benvenuta a Bottrighe. Grazie, grazie. Noi non ci conoscevamo. No. Io conoscevo il tuo sindaco, anzi Certo. conosco perché è ancora vivo, Sì, certo. Enrico E Ferrarese, Veneto. che anche Farà gli scongiuri. sì.
saluta, lo so che non poteva essere qui, che è anche il nostro presidente della provincia. Certo. E allora ha detto magari mando Roberto Pizzoli, vicepresidente della provincia, sindaco di Portoglie, non poteva, ha mandato l'assessore Tania Bertaggia, abbiamo fatto un bel affare. Sì, Tra certo, l'altro direi è direi sposata proprio. con l'ingegnere di Bottrighe e quindi che io ho visto crescere, pensa che vecchio per sua età, cantava nel coro Biribò e quindi lo salutiamo. Allora Marina, prima diventi Buontempone Onorario e quindi la spilla te l'attacca la nostra direttrice Mirella Rossi. Sbusa che tutto la sono alla pelle, Grazie. E arrivano Grazie, i fiori, è un onore. cara madrina, arrivano i fiori. Grazie mille a tutti. E poi arriva l'attestato di riconoscimento. Oh, che onore. Rilasciato dalla dottoressa Marina Garatto, assessore alle pari opportunità ed eventi del comune di Stienta, per la preziosa presenza in qualità di madrina della 33esima serata d'onore, quale testimone delle iniziative di solidarietà promosse dal gruppo folcloristico Buontemponi in favore dello studio delle malattie genetiche, tumorali e sociali organizzate in Bottrighe. Bottrighe, 29 giugno 2024. Ma grazie veramente. E cara madrina, il nuovo CD a me ricordo. Certo, La grazie. copertina è stata Non poteva fatta da un mancare. artista di Adria, è un acquerello, Micaela Bagatin, che ringraziamo, si è resa disponibile, molto bella, raffigura una nostra coppia che sta ballando in Piazza Libertà vicino al monumento di Umberto Maddalena. Prego. Marito, aiuti. Io vi ringrazio. Sì, magari se riesco parlo anche con tutti i miei premi e le diamo il mie marito, cose. così sei Così più fa libera qualcosa perché e si adesso muove. Ecco. Posso tenere i fiori? vabbè, glieli lasciamo i fiori. Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio vivamente il gruppo folcloristico dei Buontemponi e il presidente Roberto Marangoni per avermi invitata a questa 33esima serata d'onore che ho capito, io i Buontemponi li conoscevo, ma ho proprio capito che questa serata è diventato un vero e proprio appuntamento. E infatti sono onorata di fare da madrina a questo evento che è fatto di tanta musica, allegria, solidarietà, ma anche beneficenza e veramente pensa proprio agli altri. Io in questa occasione devo portare a tutti i presenti i saluti del sindaco e presidente della provincia Enrico Ferrarese, che non ha potuto essere presente alla serata, ma se mi permettete vorrei fare anche un saluto a tutte le signore e colleghe delle pari opportunità della Commissione Pari Opportunità di Stienta e agli amici della Proloco Stienta Caligo, che sono sempre anche loro in fermento e lavoro a preparare tanti eventi. Anzi, con l'occasione rubo ancora 2 minuti, Roberto, anche se mi hai detto che era 1 minuto concentrato in 20 secondi, però volevo appunto invitare tutti la prossima settimana a un bel evento che ci sarà a Stienta, venerdì 5 e sabato 6, sarà la 9ª edizione della festa della Pinza alla Munara. Quella che ho nominato io prima. Esatto, allora vi aspettiamo Vedi che è conosciuta anche in numerosi. Basso Polesine. Vi aspettiamo numerosi. Bene. Io non rubo altro tempo perché capisco che forse ho già sforato dei 20 secondi. Dopo facciamo i conti alla fine con te. Grazie ancora a tutti. So che la serata è molto ricca. Esatto. Quindi buona serata e buon divertimento a tutti e grazie ancora dell'invito. Grazie Marina, grazie. Ti lascio una mano libera perché sei tu che consegni gli assegni. Allora, il ricavato benefico dai Babbi Natale di Bottrighe, dai Babbi Natale a Villanova Marchesana e Canalnovo, che ormai da anni facciamo, è stato l'allora sindaco Riccardo Rigotto a chiamarci e con noi veniva a suonare i campanelli, speriamo venga ancora perché hanno cambiato sindaco, ma l'amicizia con noi rimane sempre e sarà sempre perché è una cara persona. La festa della Befana a Bottrighe, poi abbiamo fatto uno spettacolo per le malattie genetiche ancora a Villanova Marchesana e a Cavarzere, dove abbiamo onorificato
il direttore artistico, professor Enzo Salmaso, con il distintivo di Buontempone onorario, perché amico con noi da tantissimi anni, da quando era assessore alla cultura, e abbiamo fatto una bellissima serata. In quella sono stati raccolti, solo in quella, 711 euro in quella serata. E quindi dedichiamo poi una di queste beneficenze alla città di Cavarzere. Ringraziamo ancora la signora Luciana per le belle offerte che fa per la nostra musina da consegnare in beneficenza, e naturalmente Gianpietro e Gabriele Navicella, figli del commendator Gino Navicella, che da qualche anno stanno facendo veramente un bel pensiero unito a questa festa in memoria del loro caro commendator Gino, ma ne parleremo anche dopo perché capirete il motivo. Quindi il totale di quanto abbiamo raccolto. Pronti? 5.929,22. Non c'è questa sera la presidente Iside Bruschi, non ha potuto essere presente per motivi di famiglia, ma noi da qualche anno abbiamo deciso che la Lega Italiana Lotta al Tumore, la LILT di Rovigo e la nostra scuola materna sono i beneficiari fissi per tutti gli anni, poi ne cambiamo ogni anno, ne cambiamo gli altri. Quindi inviterei una consigliere socia, la signora Antonia Giunco, per la LILT, Lega Italiana Lotta al Tumore. Benvenuta. Noi da qualche tempo siamo abituati a consegnare la beneficenza in memoria di una persona a noi cara, una persona di Bottrighe che si è contraddistinta in vari ambiti. Quindi per questa beneficenza noi vogliamo ricordare brevemente, perché dobbiamo farlo brevemente per non disturbare di più, e quindi in memoria del nostro caro Renato, che si è dato, saxofonista dei Buontemponi, mancato a settembre, e Narcisa Sarto, mamma della nostra corista Bovolenta, moglie di Renato. Scusate, prego. Come già preannunciato Roberto, sostituisco e porto i saluti della nostra Presidente, signora Presidente del Provinciale di Rovigo, della LILT. Io sono volontaria, socia, e la mia attività si svolge nel volontariato e nell'accoglienza all'ospedale di Rovigo, assieme ad altre volontarie. Ci dicono il profumo dell'accoglienza. È un servizio che rendiamo quotidianamente verso tutti i nostri cittadini, un servizio di accompagnamento, e la nostra attività si svolge anche nell'attività di screening, aiutiamo nella settimana rosa e nella settimana nazionale di prevenzione, la settimana nazionale di oncologia. Quindi rivolgiamo proprio il nostro grazie a questo gruppo meraviglioso che ci ha commosso, e un applauso speciale per la loro energia, per la loro passione, perché ci diciamo, da un paese così piccolo arriva così tanta solidarietà e tanta beneficenza per tutti. Quindi grazie Roberto, grazie a tutti voi. Grazie Antonia. Buona continuazione, grazie a tutti. Volevo aggiungere a questo, proprio ieri parlando con la signora Iside al telefono, ho avuto un'idea che voi non lo sapete, ma adesso ve la svelo. Ho detto, perché non porti
il camper della Lilt in piazza Bottrighe una mattinata, ci mettiamo a disposizione noi Bontemponi a promozionarla, e fanno le visite gratuite per il melanoma con i dermatologi. E quindi sappiate che in autunno, se tutto va bene, porteremo il camper della Lilt in piazza e potete venirvi a fare la visita gratuitamente. Grazie. La prossima associazione che riceve il nostro contributo e che incontriamo per la prima volta, l'associazione Parkinson Rovigo, il presidente Carlo Pipinato. Questa beneficenza la diamo in memoria di un altro caro amico di Bottrighe, Michele Carletti, che è mancato improvvisamente in gennaio di quest'anno, persona impegnata nel volontariato, nella parrocchia, è stato presidente di questa scuola, componente del coro parrocchiale, e quindi a lui dedichiamo alla sua memoria questa consegna. Volentieri. Prego. Grazie. Grazie davvero, perché non ero preparato, non sapevo neanche che fosse una cosa così divertente e importante. Quello che volevo raccontare però è quando con Roberto ci siamo telefonati alcune volte e dice: guarda, devi essere molto stringato. Sì, guarda, dico, la presentazione mia e dell'associazione sono 4 cartelle dattiloscritte, un'oretta e mezza. No, no, dice lui, no, taglia. Taglio 2 cartelle. No, taglia. Siamo arrivati alla fine, questo, per quel che riguarda me. Sono Carlo Pipinato, sono nato, è indiscutibile, non sono ancora morto, però tra i 2 eventi poco o nulla. Leggerò qualcosina invece di più serio. Mi sono preparato il compitino. Scusa, per favore, grazie. Come siamo? Questo è quello in russo. Eccoci qua. Lo sapevo che dovevo scrivere più in grande. 10 anni. Ah, ecco. 10 anni fa, un neurologo gentile diagnosticò che avevo una malattia di Parkinson. Non ne sapevo nulla e mi piacerebbe non saperne nulla anche adesso, ma ne so un po' troppo. La malattia, cosiddetta malattia di Parkinson, alcuni la chiamano morbo. No, non è un morbo, non è contagiosa, è brutta, non si muore, è brutta. A volte io sto bene, a volte non sto così bene, e quando però sto meglio mi verrebbe voglia di gridare al mondo: sto bene, sto andando a braccio perché non ci reggo più. E però non è mai finita. Il Parkinson ha una sua peculiarità, chiamiamola così, nel senso che non è una guerra, pim pum pam, uno vince, uno perde, no. Per noi è una guerriglia che dura dai 15 ai 20 e adesso anche 30 anni. Non è facile, però si può fare. Una parte del problema della solitudine, della demoralizzazione, di tutte queste cose che ti assalgono, la puoi trovare un modo per farla essere meno pesante. E il modo si riassume in maniera molto semplice: stare insieme, muoversi insieme, parlare, giocare, mangiare, e qui i Bontemponi vengono perfetti. Grazie. Grazie Presidente, grazie quello che fate per tutti voi. L'associazione Parkinson Rovigo, grazie. Grazie. Attenti ai gradini. E adesso un'associazione che incontriamo per la prima volta, però conosciamo bene l'autismo. Più volte ad Albarella ci siamo resi disponibili per il Rotary, abbiamo portato i nostri spettacoli per i ragazzi diversamente abili, e molti di questi ragazzi erano autistici, e da queste persone meravigliose c'è sempre da imparare. Sono loro che ci danno la carica per
poter capire quanto importante sia la vita. Quindi chiamiamo sul palco l'associazione Vivi Autismo di Padova, il suo presidente Flavio Baretta. Abbiamo questa beneficenza in memoria di due altre carissime persone di Bottrighe, mancate uno da pochissimo e uno da poco, e quindi due persone impegnate nel mondo del volontariato, uno commerciante, l'altro commerciante pure, abituati a darsi da fare per il paese, per il gruppo sportivo, per tutte le associazioni del paese, sempre pronti a dare contributi, a sostenere, e quindi ricordiamo il cavalier Giorgio Crepaldi e Tonino Giovannini. Innanzitutto buonasera a tutti quanti i partecipanti, grazie veramente dell'invito e di questa opportunità. Devo dire che mi sono veramente divertito e anche qui credo uno spettacolo di questo tipo meriterebbe di essere portato in televisione e sinceramente ne avremmo bisogno in questa nostra televisione di spettacoli così facili, leggeri, divertenti ma anche impegnati. L'associazione Vivi Autismo con la fondazione Diversity Life è nata nel 2008 per dare una risposta che a quei tempi, ma purtroppo anche oggi, non c'è. L'autismo è una disabilità, non è una malattia. Un bambino ogni 70 nuovi nati, questa è la stima mondiale dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, nasce affetto da questa sindrome. È una sindrome che va da una gravità estrema ad un alto funzionamento ad Asperger, ma comunque è sempre ha delle problematicità soprattutto sociali. Abbiamo fondato l'associazione perché prendiamo i bambini piccoli, la diagnosi adesso arriva a 12-18 mesi. In questa fase riusciamo a fare molte cose. Abbiamo degli operatori specializzati, una ventina, sono dipendenti. Purtroppo non sono volontari perché il volontario in questo caso richiederebbe una formazione molto approfondita, sono tutti psicologi e quindi noi portiamo a miglioramenti che in molti casi, se presi proprio da bambini, riescono a ottenere miglioramenti considerevoli e soprattutto dare alle famiglie una vita che sia degna di essere vissuta, perché diversamente questi ragazzi sono in capo alla famiglia e non riescono neanche ad andare a scuola. Poi i bambini crescono, quindi noi abbiamo creato un'altra struttura che ci è stata data in affitto, dove stiamo pensando ai ragazzi adulti e con questi ragazzi adulti stiamo portandoli all'autonomia e stiamo pensando a quello che sarà il senza di noi. Non voglio parlare di dopo di noi, ma il senza di noi, perché questi ragazzi alla fine comunque hanno decisamente diritto di avere una vita degna di essere vissuta, di poter lavorare, di poter vivere, di potersi divertire. Stiamo pensando a questo potrebbe essere la soluzione di un grande problema che esiste in tutte le disabilità per dare loro la possibilità di vivere in autonomia. Questo noi facciamo, se volete vedere tutto quello che noi facciamo ai laboratori, www.viviautismo.org, troverete tutte le nostre attività. Tanto vi ringrazio, grazie al Presidente di questa opportunità. Grazie a voi per quello che fate. Prima dell'ultima consegna facciamo una pausa musicale con l'ospite, ma prima di questo io vorrei sentire un saluto di un'altra veramente cara persona. 2 anni fa la moglie, professoressa Alessandra Protti, responsabile della sclerosi multipla dell'ospedale Niguarda di Milano, è intervenuta durante la consegna all'associazione locale qui di Rovigo. Questa sera
io vorrei il marito, il professor Elio Clemente Agostoni, scienziato di fama mondiale, specialista dell'ictus, ha scritto oltre 200 libri, convegni in tutto il mondo e noi abbiamo l'onore di averlo amico veramente tanto. Eccolo qua. Grazie soprattutto a Roberto, ma a tutti loro. Roberto è un amico, è un vero amico, e hanno cantato una canzone bellissima sull'amicizia che bisognerebbe replicare in tante occasioni. Io dico una cosa sola, per ricordare, e se qua ci sono dei giovani che vogliono avviarsi ad un percorso che è quello che ho fatto io, che è quello medico, di avere quello che ho sentito questa sera più volte, tanto entusiasmo. Quando le amiche di mia mamma, e io ero piccolo, adolescente, mi chiedevano perché vuoi fare medicina? E io rispondevo per riportare tutti alla vita. Ed era una frase esagerata, naturalmente. L'esagerazione però è una parte dell'entusiasmo, dopodiché ci si accorge che non è esattamente possibile. Però la esagerazione è importante per la sperimentazione, è importante per la ricerca, per la curiosità. Oggi stiamo vivendo un periodo abbastanza difficile. Io non faccio la politica perché mia mamma mi diceva stai lontano dalla politica e quindi io sono stato abbastanza lontano, però è chiaro che ho dovuto interagire nei tanti ruoli che ho avuto in questo mestiere, in questa professione. Ma uno dei principi cardine è che la salute e l'istruzione sono due pilastri di una società che si definisce civile. Ora combattiamo e continuiamo a combattere tutti perché questi due pilastri rimangano non nel nostro cuore e basta, ma nel nostro cervello come la forza portante, altrimenti non esiste più né lo Stato, né la società, né un qualcosa o un qualcuno che si può definire tale. Quindi la salute e l'istruzione, due pilastri fondamentali, ce ne sono altri, ma questi, senza di questi non si può pensare di avere nulla. E queste due cose stanno alla base di una ricerca continua, di una forza propulsiva che altrimenti non qualifica nessuno. Grazie. Grazie professore, grazie, grazie. E adesso abbiamo la sorpresa, un ospite, una voce straordinaria che ho avuto modo di apprezzare mentre voi piano piano vi accomodate, ci prepariamo, e la madrina la richiameremo dopo. Grazie. Mi trovavo al concerto di Capodanno al Teatro Comunale di Adria quest'anno, eravamo insieme con il professor Elio e sua moglie e abbiamo sentito questa voce, questa giovane voce. Lui per primo mi disse: Marangoni, la devi portare a Bottrighe, la devi portare a Serata d'Onore. Ci siamo riusciti perché questa sera Giorgia Cavaliere, accompagnata da Alessia Leccioli, è qui! Eccole qui tutte e due giovani eccellenze. Partiamo da Giorgia come cantante, poi arrivo dalla nostrana. Giorgia Cavaliere, diplomata in ragioneria di indirizzo relazioni internazionali e marketing, avvia gli studi musicali all'età di 8 anni presso il Conservatorio di Adria Antonio Buzzolla come pianista. In seguito prosegue come cantante, studiando nella classe del professor Roberto Scaltritti e attualmente con il mezzo soprano Veronica Simeoni al primo anno di biennio. Ha partecipato a numerosi concerti, tra cui un concerto con l'orchestra d'Archi, musicalmente String Orchestra a Spoleto,
e concerti del conservatorio, masterclass con cantanti con il soprano Barbara Frittoli, il soprano Kelly McClendon, il maestro Danilo Rigosa e concorsi lirici come il prestigioso concorso internazionale di esecuzione musicale Rotary Club di Teramo. Quando l'ho chiamata è stata entusiasta subito, è una bella persona, mi ha detto subito di sì e questa sera è qui con noi. Chi l'accompagna? L'accompagna Alessia Leccioli di Bottrighe, nata nel 2003. Inizia gli studi pianistici nel 2014 presso il Conservatorio Statale Buzzolla di Adria. Nel 2017 partecipa al masterclass di pianoforte con Peter Matte e Alberto Nosè. E nel 2019 il seminario La fuga dal barocco al romanticismo con Mirko Ballico. Nel 2023 partecipa alla terza rassegna Un po' d'organi in concerto presso Sant'Ambrogio, la chiesa in provincia di Ferrara. Nel 2022 consegue il diploma di maturità presso il liceo scientifico statale Bocchi Galilei di Adria. Nel 2023 ottiene il diploma accademico di primo livello in pianoforte presso il Conservatorio Statale Buzzolla di Adria sotto la guida del maestro Valentina Fornari. Attualmente frequenta il biennio accademico in pianoforte presso il Conservatorio Buzzolla e contemporaneamente il corso di laurea di primo livello in ingegneria chimica e dei materiali presso l'Università degli Studi di Padova. Hai voglia di dire che i giovani, ma quando ci sono questi giovani dobbiamo incoraggiare i giovani, veramente. Dal gennaio 2003 è organista titolare del coro polifonico della Cattedrale di Adria. Dal 2024 collabora con il gruppo folcloristico Bontemponi di Bottrighe per la realizzazione del quinto CD, quello di questa sera, e di quelli futuri, quindi ti teniamo buona anche per il futuro, quindi l'hai detto tu e noi ti prendiamo in parola. È una persona deliziosa, è la sorella di uno dei nostri tecnici, Andrea, e suo papà è stato uno dei nostri tecnici e quindi quando anche a lei le abbiamo chiesto subito ha dato la sua disponibilità, ma la dà sempre perché anche nel CD ci sono delle parti musicali che lei stessa ha suonato. Nel 2024 ha interpretato all'organo musiche del maestro Tiziano Bedetti. Siamo pronti? Prego. Ci presentano due brani, però noi chiederemo sicuramente il bis perché poi sentirete la voce. Il primo brano, O Quand je dors, di Liszt. Canta Giorgia Cavaliere, accompagna Alessia Leccioli.
Giorgia Cavaliere, accompagnata da Alessia Leccioli. Il secondo brano che ci propone Maria Windlit di Reger. Meravigliosa Giorgia Cavaliere, accompagnata da Alessia Leccioli. Lo facciamo un altro brano, vero? Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Ma prima di questo c'è un piccolo pensiero da parte dei Buontemponi. 2 coristi stanno arrivando. Grazie per la vostra partecipazione gratuita, grazie per il vostro gesto in questa serata di solidarietà. E grazie veramente di cuore e tanti auguri per la vostra carriera, perché veramente lo meritate. Grazie Giorgia Cavaliere e Alessia Leccioli. Lei è un ruffian, sa le peso che mi. Allora, grazie ancora. Volevo salutare, è arrivato il nostro sindaco Massimo Barbuiani, insieme a lui c'è il consigliere comunale avvocato Emanuela Beltrame, grazie di essere qui tra noi. Allora, ultimo brano, bis, richiediamo, posso annunciarlo? È una meraviglia, una canzone che a me commuove sempre. C'era una volta il West, Ennio Morricone. Canta Giorgia Cavaliere, accompagna Alessia Leccioli.
straordinaria Giorgia Cavaliere, accompagnata dalla maestra Alessia Leccioli. Brave, brave, brave e anche belle. Complimenti e ancora tanti auguri per tutto, lo meritate di cuore. Grazie di essere state qui. Grazie. Allora ci prepariamo per la seconda parte. Abbiamo ancora la quinta beneficenza da consegnare. Mentre i Bontemponi prendono posto, io richiamo la nostra madrina, Marina Garatto, assessore del comune di Stienta. Chiamo le nostre hostess che vi hanno accolto all'ingresso. Chiedo perché non l'ho vista, mi aveva assicurato la sua presenza il consigliere regionale Laura Cestari. Non so se sia tra il pubblico, qualcuno l'ha vista? Posso continuare allora? Bene, allora ci rimane l'ultima donazione, doppia in questo caso. Doppia perché oltre all'assegno che consegnerà la madrina, daremo anche l'incasso di questa serata, cioè tutto il cuore che questa sera avete donato. Quindi chiamo sul palco la scuola materna Umberto Maddalena di Bottrighe, il suo presidente dottor Angelo Stefani ed il nostro parroco Don Massimo Barison. Questa beneficenza, questa donazione la dedichiamo sempre, ormai, tutti gli anni, perché non vogliamo venga dimenticato, a Walter Rizzati, che è stato un grande collaboratore di questa scuola, un grande volontario, una persona indimenticabile che non vogliamo mai dimenticare. Quindi consegniamo prima l'assegno, prego madrina, consegna al presidente, dopo si trasportisce uno l'assegno, che l'altro prego hostess Daniela Borgato, Elena Passadore, che ringraziamo, sono due persone magnifiche sempre presenti. Questa sera il vostro cuore ha donato 832,95 €. Grazie! Pronto? Non resta anche a noi da parte del comitato proprio di gestione dell'asilo di ringraziarti, di ringraziarvi. Stasera ho sentito chi ci ha preceduto, tanti grazie veri, sinceri, grazie, non un grazie formale, ho sentito dei grazie che sono il segno di un'amicizia, di un riconoscimento, che nascono dal rapporto con te e che nasce questo rapporto, ed è evidente questo, dall'amicizia che hai con i tuoi amici, che sono i nostri amici, perché è solo da un'amicizia che si costruisce. E questa sera penso sia un momento dove questo grazie, il senso di questo grazie si è reso evidente, si è reso cultura, come no? Perché sembra quasi che il grazie sia sparito dai radar del nostro solito parlare. Invece stasera ho sentito dei grazie densi, pieni, proprio una gratitudine, una grazia gratis, grazia. Ok? Quindi senza dentro la logica dell'io do des, ma
anche senza merito. E chi ha preceduto veramente questa cosa, insomma, era evidente. Ringrazio tutti voi, ognuno di voi, perché se riceviamo qualcosa è anche per voi. Siete ben presenti, numerosi stasera, accolti in parte anche sotto questo tetto, questa tettoia che ha voluto, desiderato il nostro grande amico Walter, perché proprio fosse un luogo di apertura verso tutto ciò che non è la scuola, verso il paese, verso chi, diciamo, tiene ad un'amicizia. Grazie. Grazie Presidente. Saluto il nostro parroco. Un senso di viva gratitudine ai Bontemponi che ogni anno ci danno una spinta per andare avanti. La scuola materna è una scuola del paese, anche se è tutto sommato così intitolata alla parrocchia, però il peso più grande ce l'ha il comitato di gestione, che qui voglio ringraziare per i continui sacrifici, per il volontariato che esprime. Parlo di Paolo, parlo di Luigi, parlo della Giuliana, soprattutto ecco, queste persone che danno l'opportunità di fare questo servizio. Siamo in fase di decrescita demografica, però ci vuole sempre qualcuno che dia una mano, ecco, a queste strutture che stanno un po' esaurendo, forse non il loro servizio, ma si stanno esaurendo perché abbiamo più bambini e quindi è un'emergenza grande. Ecco, cerchiamo di tenere botta come paese, di tenere sempre valida questa espressione della scuola materna. Grazie. Grazie Don Massimo, grazie alle nostre hostess, grazie Madrina. Prima di proseguire con la seconda parte, guardate che c'è una sorpresa finale e quindi non andate via. È una sorpresa che ho voluto regalarvela io questa sera, per tutti. Per noi, per voi, quindi non andate via, abbiamo la seconda parte, ma poi abbiamo anche il premio alla colonna, quindi io vorrei un saluto veloce da parte ecco l'età che avanza. Madrina ritorna su, figuraccia. Troppe cose. Vabbè, insomma, non cambia niente, glieli diamo, ci mancherebbe. Il bello della diretta, ci stanno anche guardando a casa, quindi l'associazione Mosaico Friends presentata dal presidente Adelia Ceciliato. Questa beneficenza è dedicata, come dicevo prima, alla città di Cavarzere, dove abbiamo fatto una serata meravigliosa, e la vogliamo dedicare alla memoria del nostro caro commendator Gino Navicella. Sindaco, mi raccomando, dobbiamo arrivare presto a dedicargli quello che abbiamo chiesto tante volte e quindi su queste cose non possiamo far passare altro tempo. Vedo, c'è ancora il vice sindaco? È già andato via? Ecco, mi raccomando, non dobbiamo dimenticare questo grande uomo e quindi dobbiamo presto ricordarci di lui con un'intitolazione di una via, di un qualcosa che lo renda perenne. Quindi Adelia. Io ringrazio tutti i Bontemponi, in modo particolare Luca, che è il nostro amico, insomma. La nostra associazione è una piccola associazione di volontariato, nata 5-6 anni fa, anche se come gruppo siamo nati un po' prima, e la mission, lo scopo è quello di essere vicini, di essere insieme, di offrire occasioni di crescita, di lavoro, di autonomia a persone con disabilità. Svolgiamo tante attività insieme ai nostri ragazzi, ai nostri volontari. Abbiamo un bello staff di educatori, anche di personale insomma qualificato,
e svolgiamo tante ore insieme, vero Luca? Ah, sì. Bene, ringrazio tutti i Bontemponi per la vostra vicinanza, per il calore e per l'energia e tutto quello che ci comunicate sempre attraverso tutto. Grazie a voi Grazie per quello ancora. che fate. Grazie, grazie, grazie. Bene, stavolta ci Abbiamo accomodiamo. finito davvero. Grazie madrina. Non ti sei dimenticato prima, Roberto. Era stata una mossa per farci ritornare ancora sul palco. Grazie Marina Garatto, la nostra madrina 2024. Grazie a voi. Un saluto prima di proseguire con la seconda parte, un breve saluto del nostro sindaco Massimo Barbuiani, del senatore Bartolomeo Amidei e naturalmente del presidente di Bancadria Mauro Giuriolo. Prego. Sindaco Massimo Barbuiani, è qui! Sta arrivando. Prego, sindaco. Buonasera a tutti, siete tantissimi stasera. Sono arrivato alle 9:45, è una giornata molto impegnativa per il sottoscritto perché tra Santa Messa, processione, matrimoni, Bontemponi e poi abbiamo la chiusura questa sera, l'ultima giornata del locale a cui siamo tutti affezionati, l'ultimo giorno di Marani, terrazze in piazza, perciò ho salutato prima, devo ritornare dopo, perciò ho incastrato questo. Stanotte non vai a letto. Non vado a letto, però ho sentito delle parole molto pesanti su questo palco, pesanti che colpiscono il cuore, ma soprattutto, diciamo, sono molto importanti perché questa avevo sempre detto che è una comunità che sa stare insieme, sa dare tantissimo. E voi siete come un faro, ma ha tantissima gente che vi segue. Questa sera ne è la dimostrazione e quello che avete raccolto è la testimonianza del valore che state facendo. Complimenti ai Bontemponi. Grazie sindaco. Ti ho ascoltato comunque. Mi raccomando sindaco, La strada l'ho sentita, adesso c'è Fabrizio là in fondo e il vice sindaco è appena andato via, c'è anche la consigliera Manuela Beltrame. Contiamo anche su di lei. Sì, contiamo su tutti, però è venuto il figlio del dottor Navicella, non so se è qui presente. Sì, c'è. Le luci sono accese, vero, mi sembra, dopo diversi anni mi sembra che le abbiamo accese in quell'area perché erano spente da troppo tempo. Ci stiamo impegnando, adesso faremo tutti i passi che dobbiamo fare. Non è facile, non è semplice, qualcuno ha detto che è un momento particolarmente difficile, specialmente per chi amministra, però la buona volontà c'è sempre. Io e i Bontemponi, grazie. Grazie sindaco, grazie sindaco. Dottor Mauro Giuriolo, presidente di Banca Adria Colli Euganei, che ha inaugurato l'anno scorso i rinnovati locali della Banca di Bottrighe, l'unica banca che c'è rimasta, quindi essendo stata ristrutturata siamo sicuri che rimarrà qui per tanti anni. Quindi portate tutti i vostri soldi lì. Grazie a Roberto, grazie ai Bontemponi, una buona serata a tutti. Credo che stasera vi siete assolutamente superati, avete fatto non solo quello che siete bravissimi a fare, ma avete fatto valeva qualcosa la pena in più. quindi di esserci. Assolutamente valeva la pena, Grazie. per me è la prima serata d'onore, sono rimasto fortemente colpito, non pensavo. Io sono particolarmente legato a loro perché sono sempre stati vicini a Bancadria Colli Euganei, hanno voluto farci una sorpresa in occasione dell'apertura della filiale, del rinnovo della filiale l'anno scorso a Bottrighe. Per noi chiaramente è un punto importante perché noi vogliamo le filiali mantenerle, implementarli e non chiudere come fa qualcun altro. Ma è grazie a loro che qualcuno che non è del nostro territorio sta scoprendo il territorio di Adria, del Delta e soprattutto di Bottrighe, perché Bottrighe, mi fa piacere che avete scritto, è la porta, è il Delta. Dobbiamo assolutamente cercare, e qui c'è l'assessore di Portogallo, dobbiamo assolutamente far sistema, non possiamo più continuare a fare i singolaristi e credo che voi avete lanciato veramente tanti ponti stasera
perché abbiamo tante autorità che ci onorano di essere qui a Bottrighe stasera, ma credo siano qui nel Delta, nel Polesine, perché dobbiamo sicuramente dare nuova linfa, la linfa alla solidarietà, la linfa alle strutture come questa, l'asilo, che grazie al vostro impegno è ancora aperta, è ancora un punto di riferimento per la comunità, e su questo credo tutti noi ci dobbiamo impegnare, io per primo, perché dobbiamo assolutamente continuare, dobbiamo dare anche grande merito e grande pungulo ai Bontemponi, che loro continuano il loro percorso e che possiamo fare tante serate d'onore. Grazie a tutti. Grazie, dottor Mauro Giuriolo. Senatore Bartolomeo Midei, che quando era sindaco di Loreo è stato anche lui insignito dell'onorificenza di Bontempone onorario. Sì, grazie Roberto, buonasera a tutti. Io prendo spunto da questa 33esima serata d'onore, come si dice. Io non sono un medico come il professore, ma dica 33. Devo dire che quando si dice dica 33 devo anche così prendere atto con soddisfazione che in piena salute in tutti i sensi questo grande gruppo dei Bontemponi, ma devo dirlo anche perché mi lega i Bontemponi tanti anni anche collegati alla mia vita politica, ma anche alla mia vita familiare, perché quando si è qui ed è veramente questo aspetto che vi contraddistingue da tutti, perché è un gruppo folcloristico, ma dove si ricorda sia i momenti belli, sia i momenti brutti, si gioisce, si è tristi, si fa festa, si porta cultura, tradizione, memoria. Non c'è futuro se non c'è memoria. E io prima, in quel passaggio che hai fatto, Roberto, che c'era la piccola Sofia che probabilmente si stava addormentando, non so, da 2 o 3 anni, mi viene in mente quando era mia piccola, andiamo indietro di 20 anni, la stessa cosa, con una canzone vostra si addormentava, ed era un momento di grande serenità, perché vedevi come si poteva anche stare insieme piacevolmente. Per cui, che dire, rappresento dopo un po' di anni che sono qua proprio il sentimento con cui questa sera ho partecipato, la voglia di stare insieme piacevolmente, con amore, come sapete fare voi, solo voi. Grazie. Grazie, senatore. Sì, tra l'altro ringrazio i Bontemponi perché qualche mese fa ci siamo ritrovati a Gugliasco, che sono gli ambasciatori della polesinalità del Polesine, e abbiamo trascorso veramente 2 bellissimi giorni. Tra l'altro si è iniziato a seminare per fare in modo di fare il gemellaggio, che è una cosa molto importante tra tutti i comuni del Delta con Grugliasco. Perciò è stata una cosa che veramente mi ha coinvolto molto. Questa musica in sottofondo che senti è della Love Unlimited, non c'è posta di te, è della Love Unlimited, Barry White. Questa canzone compie in questi giorni 50 anni, proprio letto da appassionato di musica. Grazie Sindaco. E adesso proseguiamo con il canto. Adesso è successo proprio che uno, ma le verità, va a casa dall'Arsre Pogni, a casa da Massorno, e sente la dedrillo dall'Arsre, Becco! E guarda, Becco! Becco! E dai la seconda sera, Becco! Becco! E la Becco! E va a casa mugliare ciò. E dice, ma vengo a casa sia per l'Arsre, che uno che mi dice Becco, ma ne sta a badare le robe liti, ma va là, la schidiga. E il dì dopo, Becco! E spion! Dalla voce di Mirella e dal nostro disco El Memoro.
Mirella al memoro. E di sta seccata un mio amico carabiniere con un muratore e anche un geometra. E fa il geometra, dai, dice, dammi una manca, a tempo perso, ho da finire di lavori edili, dai, veni. E ciò quanto dura? Dura un mese, dai, va bene. Allora la mattina gli tacca a lavorare, a un certo punto le ore del panino, mortadella, l'altro mortadella, l'altro mortadella. E darla tutte le mattine mortadella. E dice al geometra, a giuro che se domani mattina mia moglie fa il panino con la mortadella, buzzò dal balcone dove sempre a lavorare. E il muratore, anche a me dice, se non fa mortadella, buzzò. E il carabiniere, anche a me se non fa mortadella, buzzò. E la mattina Drio, alle 10, verso il panino, il geometra, mortadella, va alla sola, tum, copà. E il muratore, verso il panino, mortadella, su anche lui, copà. E il carabiniere, verso il panino, mortadella, anche lui, e va sopra, copà. Insomma, i fai i funerali. E là le mogli le siga, la moglie del geometra, la moglie del muratore, le siga disperate. Ma quella del carabiniere come neanche. E lui ne sa aver pagine, sa fare le condoglianze. Ma signore, dice la moglie del carabiniere, ma cos'è com'è la? Dice, come neanche è la, che altre è là che le siga? Perché la dice il panino e se lo imparciava lui alla mattina. Oh. Dal nostro nuovo CD a me ricordo vi presentiamo Io lo vedi una volta che era. Una volta quando arrivava i salti tutti quanti andasivino perché era mina divertimenti, adesso a sua fatica andare anche lì, ma chi era bello, e questo qua innamorato del circo e va da sto paron del direttore del circo e gli dice, senta, dimmi, mia vorrei fare il domatore delle un, ma gatto coraio? Dice, sì, anche massa, gatto una frusta, sì, me la procuro. Gatto una carega, me la compro? Va bene, allora sta attento. Sai che è successo? Io ho più posto lì, voglio che butta su me.
E che manca un po' cazzenti anche. Va bene, allora ritorniamo che gli dice sta attento, in pista ti te va dentro e in mezzo alla pista che il leon te ciapi la frusta, ciaft! E il leon fa un passo avanti e ti un passo indrio. E dopo da nuovo ti con la frusta, ciaft! Te fa un altro passo avanti e il leone fa un altro passo avanti e ti due passi indrio. E dopo da nuovo, ciaft! E il leone fa un altro passo avanti e ti un altro indrio. Finché con la vita a te tucchi la gabbia, te tiri sulla cacca e te la tiri in faccia al leone. La cacca? Dove la Katia? Tlacati, sì. Allora, quando chi ride è Xica, sai chi è questa chi che la ride è Xica? Dov'è? Allora vi conto anche l'altra del circo, perché non altra anche. Allora arriva a Belombra, un circo piccolino. Allora dice il direttore presentatore, perché ieri in pochi faceva anche quello il direttore, dice chi è che mi fa ridere il musso a che dago 200 euro? 1000, dice Tony Gnacca. Allora, va vicino e che spipola in tareccia il musso. E il musso il tacca a ridere. E ridere. E ne è più buoni fermare il musso. Va via da un altro paese il musso sempre che ride e ride in continuazione. Insomma, non sa più aver facce. E dice, confegna a far smettere sto musso di ridere e gira mezza Italia. L'anno dopo arriva da nuovo a Belombra e dice, speriamo che cantegna ancora a Carlomo. E dice, perché se no, chi è che lo fa smettere? E sto musso ride, arriva sulla pista e dice, a che dago 500.000 franchi? E dice, a quello che mi fa da smettere di ridere il musso. 1000 dice. E gli era proprio Tony Gnacca. E allora va là e dice, posso portarmi il musso dentro la tenda? Vabbè. E sto musso là che ride va dentro la tenda. Senti più niente. Ritorna. Ascolta, il dice, te dago un'altra 200.000 franchi. Come ha fatto? Prima te l'ha fatto ridere, adesso te l'ha fatto smettere? Sì, dice, perché hanno passato a gospipola in tareccia? E sa tu che è lo più grande del tuo? E per farlo smettere, l'ho fatto vedere. Presidente! Questa qui la fa parte anche questa del nostro nuovo disco, a me ricordo. La parla di una che manca mezzo alfabeto, la A, la B, la C, ma che manca voci soliste Ferdinando e Mirella, la A, B e C. Se la vedessi brava spasso, Gigetto abbraccio, se la vedessi brava spasso, Gigetto abbraccio come la barbò. E la
chitarra il maestro Sergio Salmi, alla fisarmonica il maestro Remigio Zambotti. Mauro Ferlin, professor Mauro Ferlin, so che suoni la chitarra, quando è che ti decidi a venire a suonare con noi? Ti aspettiamo, ti aspettiamo. Vabbè, allora, ristorante, il Vadrento, il 60, e vede che viene fuori il cameriere col piatto della minestra con deodorento. Poi viene fuori da nuovo con un altro piatto, con la minestra con il deodorento. Scusa, il dice, che il deo lì? Il dice, come il deo? Il dottore mi ha detto che il tegna è il caldo. Ascolta, ma che il deo lì pomina a metterlo? Sì, il dice, tra una portata e l'altra. L'altro là, alla Coop, gli assume un macellaio giovane, in macelleria, e allora arriva questo qua e gli dice, prego signore, un pollo polacco. Pollo polacco, dice. E sto ragazzolo gli dà un pollo, e sto qua, il ciappa un deo, lo mette in dedrio, in quel posto. E il NASA gli dice, no, questo è un pollo inglese, Canada, il polastro, cambia polastro, lui cambia deo. Dice, no, questo è un pollo spagnolo. Signore Draghi, il polastro, cambia deo lui, perché si ne sa sempre l'odore. Dice, no, questo è un pollo tedesco. Senta, dice, sto ragazzolo, 1000 poco che lavoro alla Coop, ha so un trovatello. Voglio dirmi per piacere da dove vengo? E visto che parliamo del cibo, dal nostro ultimo CD, le anguille del Po. Ti voglio raccontare di un pescatore che passa la sua vita lungo il Po. Di giorno lo percorre sulla barca, di notte cosa faccia non lo so. Pesca luce dal morelle ma si salta con l'aquila che a Milena piace tanto da morire. Le aquile del Po, le aquile del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle, le aquile del Po. Le aquile del Po, le aquile del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le aquile del Po. Le aquile del Po, le aquile del Po, vieni in Milena, ti voglio portare un giorno sul Po. Le porto la lenza e tanta pazienza, e vieni a pescare le aquile del Po. Milena si è stancata delle aquile, gli dice amore caro cambia un po', te pescami un'orata ed un nasello, ma lui risponde questi pesci no, questi pesci son di mare, qui non c'è niente da fare, solo aquile qui sul Po dovrai mangiare. Le aquile del Po, le aquile del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle, le aquile del Po. Le aquile del Po, le aquile del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le aquile del Po. Le aquile del Po, le aquile del Po, vieni in Milena, ti voglio portare un bel giorno sul Po. E porta la lenza e tanta pazienza, e vieni a pescare le aquile del Po. Questi pesci son di mare, qui non c'è niente da fare, solo aquile qui sul Po dovrai mangiare. Le aquile del Po, le aquile del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle, le aquile del Po. Le aquile del Po, le aquile del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le aquile del Po. Le aquile del Po, le aquile del Po, vieni in Milena, ti voglio portare un bel giorno sul Po. E porta la lenza e tanta pazienza, e vieni a pescare le aquile del Po. E porta la lenza e tanta pazienza,
era uno che si chiamava Neno da Grignan, altri da Sant'Apollinare, conoscete sicuro. E allora era un poco organo, oltre che essere anche balbo, no? E allora lo vede uno, ciao, dice, Neno, t'ho visto in bar con una biondona 25 carati. Sì, dice, sa te savissi. Ma t'ho visto anche con un macchinon, allora noleggia apposta, sa te savissi. Ma ha fatto qualcosa il manco? Sa te savissi, lo porta in un albergo da 25 stelle. Allora corica tutta nuda sul letto, butta un poco di talco paglieri, 15 gocce di profumo Chanel numero 5. Ma ha fatto il manco? Ma aspetta, sa te savissi, la voleva un poco di atmosfera. Cosa sei? La voleva il temporale e allora mi ho ciappa in mano il peretto. Cicche, faceva i lampi. Ma ha fatto il no, la mi dice che la voleva anche la piova. E allora con una mano faceva cicche e con l'altra ho tolto un cacadin d'acqua tievia per non brusarla e poi la cianciava in tal muso. Ma ha fatto il manco? Ma aspetta, sa te savissi, la mi dice che la vuole anche il tronco. E allora dice cicche ciacche con la mano, con l'altra la cianciava e poi tum contro la finestra, faceva il tronco. Ma ha fatto il manco? Ma cosa va caffè se con quel temporale caghiera? Dov'è la Lucia? L'amica Lucia che ne vedeva per la prima volta, dov'è? Lei è andata a casa. La sei stufato? L'ho detto. Lei mi aveva già detto che se si bravi andiamo tutti a cena a casa sua, ecco perché. Sì. E ignarà che il D la parla del Marcà e anche questa la fa parte del nostro ultimo CD, a me ricordo, con le voci soliste delle nostre ragazze. Di una volta. Vignerà quelli di Luni, la va al Marcà a comprare i pumi, Luni i pumi. Le fine non avrà e la rosina bella la fa al Marcà, col sesto della
7 anni fa abbiamo pensato di consegnare un premio ad una persona di Bottrighe che si è contraddistinta in diversi ambiti nel mondo della cultura, nel mondo del volontariato, nella medicina, dell'economia, una persona che abbia in qualche modo valorizzato il nostro paese. Siamo arrivati alla 7ª edizione. Il premio La Colonna 2024 va all'artigiano artista Graziano Bolzoni. Eccolo qui Graziano, classe 1952, artigiano e artista da molti anni e titolare ad Adria di un'avviata carrozzeria officina, attività iniziata all'età di 15 anni, partendo da zero, e che oggi prosegue attraverso i figli e rispettive famiglie. Nel tempo libero si dedica alla realizzazione artistica dei presepi, una passione che si trascina sin da bambino, tanto da essere stato definito il Michelangelo polesano dei presepi. A Bottrighe da 31 anni inizia il suo lavoro verso fine ottobre, per poi confezionare l'oggettistica, gli arredamenti, le abitazioni e quanto altro di quello che poi viene installato nel presepe della nostra chiesa di San Francesco. Tiene molto alle proporzioni e alla riproduzione fedelissima delle creazioni in legno, ferro, calce e polistirolo. Sono tanti i premi che ha ricevuto. Dal 2013 realizza anche un presepe pasquale in cui vengono rappresentate tutte le stazioni quaresimali nella chiesa di Bottrighe. Nell'allestimento dei presepi si avvale della collaborazione dei volontari concittadini Doriano Bolzoni, Franco Cisotto e Nello Mancin. Consegniamo il 7º premio La Colonna all'artigiano artista Graziano Bolzoni. Grazie, grazie, grazie. Aspettiamo di vedere la prossima creazione. Grazie. E adesso non può divino farvi sentire la nuova versione rimodernata, sistemata la famosa canzone che parla del che strumento che fa girare il mondo. La Filomena.
questa serata, momento di sintesi di un impegno solidale e tradizionale appuntamento del riconoscimento alla colonna, rappresenta oggi l'occasione per un pensiero di gratitudine rivolto ad un compagno di strada, ad un riferimento, ad un amico. Nel gioco della dimensione di squadra diventa un piacere stare con le persone, raccontare la storia delle cose che contano, valori che insegnano a volare nella forza della tradizione. Tutto questo attraverso la musica, che diventa anima anche quando talvolta si ha la tristezza nel cuore. Grazie Roberto, da parte di tutti. A te, Roberto, con stima e affetto, per essere il riferimento del gruppo, per l'altruismo e le capacità di coniugare buon umore e nobili cause, per essere sempre presente e disponibile, per la tua amata Bottrighe, per la nostra gratitudine e riconoscenza. Che casca! Sì, dai, si appoggia solo lì. Quello che ha tanta lingua stasera gli smorza tutto. Sto posso dirvi grazie a tutti perché veramente non c'è problemi, la paghiamo anche quella. Grazie all'amico Nerino per queste belle parole, grazie a tutti gli altri, a me non so senza parole, ecco, non mi aspettavo mai sta roba qua. E quindi troppo. E sapevi che vabbè anche che non mi faccio col cuore, quindi grazie. Sta per fin rotta? Ah? Sta per fin buttata per terra? No, l'ho mina rotta per fortuna. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Non piangere amico, non piangere. Sì, adesso vabbè, riprendere le mina facili, bene. Per fortuna che abbiamo quasi finito. Viento? La solita notte cristiana, volto che la diga gnanca. Per chi che la sente per la prima volta, le sta un pensiero che ho scritto tanto tempo fa. Ne ricordo che mio nonno Armansia, che stasera in Canareo, mi diceva che quando parte una famiglia con la valisa di cartone, tutti quanti siga perché dice andava via una bella famiglia, andava via della bella gente, adesso pare che quasi si incorsa più in su. I nostri vecchi che patì fame, tribolazione e guerre, che però ci voleva tanto bene, veramente bene. E allora sto pensiero, prima dell'ultima canzone e prima di vedere quello che voglio regalarvi stasera a tutti gli altri e a tutti gli altri. Notte cristiana, ma stasera basta. E se Dio vuole, ascatteremo domani. Notte cristiana. E col saluto antico del filo, la gente installa isdasella mano. Notte cristiana, quando chi importava in netto brassacolo, comparo de storielli, e quel segno della croce che me mare non faceva quel nisolo. Notte cristiana adesso, che segnano più buoni salutarsi e messo in tel canton, affenfilò con la televisione, che dopo avermi mattonì la testa de storie e de gente, anche la saluta, ma lì rente non che neanche il can che daga la mano e che vi dica notte cristiana. Grazie a tutti, grazie Bottrighe.
per tutti voi e per tutti noi, dal 1930 scritta dal professor Vito Rossati e maestro Danilo Venturi, o Bottrighe. Artificieri, fuoco le polveri! Le luci, Andrea! Le luci, Andrea! Grazie a tutti, alla prossima, un abbraccio forte, ciao, grazie ancora.